Buongiorno a tutti, io non ho preparato discorsi anche perché siamo nei periodi elettorali, porto i saluti dell'amministrazione, del Consiglio Comunale e tutto, è rappresentato anche dal consigliere Nicoliasi, se vuoi venire anche qua mi fa anche piacere, vieni. Anche a rappresentanza del Consiglio Comunale. E proprio due parole, primo i ringraziamenti in primis a Graziano, perché lo dico sempre ma non lo dico per retorica, senza Graziano queste manifestazioni qua faremo fatica a farle. La mia polizia locale che ci segue, ci assiste, la protezione civile, naturalmente le nostre rappresentanze militari che sono sempre presenti in questi anni, le nostre associazioni d'arma meravigliose qua davanti, e quindi credo che sia insomma una grande soddisfazione. È una testimonianza forte, cerchiamo sempre di celebrarla nel modo migliore possibile, cercare comunque di dare un messaggio importante, in particolare oggi che è anche la festa della liberazione. Ieri con gli amici alpini parlavo con Giuseppe che ha fatto 90 anni, mi raccontava la sua storia, adesso a Cavalier Duò che anche lui mi ha raccontata tante volte, a Graziano che commosso raccontava prima del papà, ma di tante storie che portiamo dentro di noi, della nostra vita, dei nostri genitori, dei nostri nonni, di chi insomma ha avuto in questi anni il modo di ricevere queste testimonianze forti. Oggi la libertà è un concetto che esprime tantissime cose, ma in primis la libertà della scelta, la libertà di scegliere, di avere una vita libera nell'educazione, in quello che riceviamo, in quello che riusciamo a dare, in chi difende ancora anche i nostri confini, come diceva Giuseppe, ieri mi è rimasto impresso, no? Che diceva di difendere i confini, ma più che di difendere quella nostra libertà, e passa attraverso tutti coloro che oggi si dedicano anche in quelle missioni di pace. Abbiamo anche un nostro giovane rappresentante, una Vittoria che ci rappresenta in queste missioni, e credo che insomma sia una soddisfazione enorme. Crediamoci, perché è veramente importante. Viva la libertà, viva Porto Tolle e viva l'Italia.